Ecco, qui riprendiamo un colorito. Oggi è giornata di adrenalinica. Perché? Sì, perché voglio dire, adesso ci collegheremo con un posto magico che io ho vissuto quest'estate. Ho avuto l'onore e il privilegio, così come l'intervista che abbiamo appena fatto a Gloria Giorgianni, perché dovevamo averli in studio, però Paride ho detto Paride, ho svelato uno dei nostri Ma ce lo sono ospiti. tutti, abbiamo pubblicato il post ieri. Però dice, Ivan, ti prego, queste giornate di Fare. festa, evitami il traffico palermitano. Già è andato il traffico. Poi già è secondo me finito. se l'è preso, cioè se l'è sequestrato, è atterrato ieri Eugenio Mastrandrea, lo ha preso e l'ha portato in Tu dici, campagna. ma guarda che secondo me ci stanno sentendo, quindi stai attento a quello che Davvero? dici. Sì. Guarda lì che c'è, ma che meraviglia Non che ci siete! posso credere. Che meraviglia che siete! Ho visto pure una Marni che ha attivato il microfono e poi è scappata via, meraviglia! Cioè Eugenio già mangia. Eugenio, che mangi? Mi sento tipo in collegamento dall'America, tipo emigrato, pensavo parlando di parenti in Sicilia. Come il Natale l'avete passato bene? No, Paride, la sorpresona meravigliosa di avere Lucia Sardo, perché se n'è appena andata a Gloria Giorgianni, dove Lucia è stata coprotagonista assieme alla Gerini di quel meraviglioso film sulla giostra della Cecere, della regista Cecere. Per cui ci hai fatto un doppio regalo quest'oggi ad avere Lucia, questa terna magica. Il regalo te l'ho fatto io, perché a Lucia buttavo io. Questo ho detto. Ah, ok, non è uguale come con le cene di Natale con lo zio, ma io uguale, hai ragione, il paragone iniziale era fantastico. Sì. Eugenio, ciao. Buongiorno, come state? Ma ti ha messo sotto sequestro, Paride? No, come? Mi sono autosequestrato. Ma è vero che sei sceso dalla scaletta dell'aereo e lui era già lì, proprio con la macchina, l'hanno fatto entrare, ti ha portato in campagna. Sì, diciamo, abbastanza, ma come sempre, mi arrivi in Sicilia sono sempre... Sono entrato in pista sotto l'aereo con la mia Panda verde 79. Paride, ma quanto è magico quel posto? Scusateci se vi interrompo, ma noi non riusciamo a vedervi, cioè ci vediamo solo noi. È un problema nostro? No, è un problema loro che vi vediamo tutti verdi. Voi siete tutti verdi. L'unica cosa che possiamo fare, se volete al volo chiudere, è richiamare e vedere se per caso questo problema oppure si via. aprono Facebook, vedete la diretta da lì, Paride. Va bene, per noi va bene, dai, non ti preoccupare. Ho visto passare Marni con la scopa. Come con la scopa? Sì, perché questa è una comunità, praticamente stiamo facendo la prova per quando saremo tutti pensionati. Ma Eugenio mi sembra un po' giovane per lavorare su questo progetto. Una comunità agricola, così la sera il giorno lavoriamo i campi, la sera rumuliamo e sparriamo a tutti. Noi possiamo venire solo la sera. Aspetta. E tu vieni la sera, perché la sera... mattina si deve... Ed eccoci qui per presentare qua il trio delle meraviglie. Aver diritto alla salsiccia arrostita bisogna aver lavorato il giorno, se no non c'è la condizione è questa, Poi andiamo a raccogliere le verdure qui di campo. Tu dici, ma Open Day Cinema, qualcuno che si collega adesso e sente uno che parla di salsiccia, uno che parla di verdure di campo e dice, però io queste voci le ho già sentite. Sì, perché il mondo del cinema, hai capito come ci ha ridotti a tutti quanti? Abbiamo in collegamento Eugenio Mastrandrea, Lucia Sardo e Paride Benassai da From Scratch a Balestrate un attimo, e noi siamo felici di raccontarvi in queste vostre festività in campagna. Che non è un panettone, un cinepanettone tipo le feste in campagna, no, c'è proprio la vita vera. Da Hollywood a Balestrate, Paride, è un volo di farfalla. Una ragione c'è, che adesso ve la spiega Eugenio. Vai. Del nostro incontro tutti assieme. Certo. Al di là, diciamo, del piacere, che noi lo facciamo spesso, al di là, diciamo, dalle occasioni che ci propongono, ma c'è un fatto molto bello che adesso vi spiega Eugenio. Vai. Che ha il panino col salame. Che c'ho il panino col salame, qua tengo fuori campo perché mi sembra carino. Però c'è. No, allora è successa una cosa molto bella, nel senso che ci hanno tramite
Francesca, sì. Francesca, sì, no, dico tramite la gente di Paride, Mario Fundarotto, che non salutiamo, tramite Mario, anche se gli vogliamo un sacco di bene, no, siamo scherzo. venuti a conoscenza di questa iniziativa bellissima che il comune di Aliminusa sta portando avanti. Aliminusa è la vera Castiglione della nostra serie, quindi il paese di origine delle persone che realmente hanno vissuto la storia che noi per finta abbiamo raccontato, e quindi il comune, diciamo, ci ha invitato il 30 a noi, ed è molto bello perché poi andremo a conoscere, insomma, la famiglia di Saro, ovvero nella finzione Lino, e quindi, insomma, conosceremo le persone la cui storia noi abbiamo raccontato. È molto molto bello. Esattamente, in quei luoghi, Eugenio, in quei luoghi veri sarà una bella emozione. Non voglio sbagliarmi, ma nella puntata 5, ed è questo il frammento che vogliamo proporre ai nostri follower di Facebook, è proprio il momento dove siete seduti sul divano, tu e Paride, e parlate proprio di Aliminusa. Anche se ovviamente non viene citata esplicitamente, se qualcuno magari ancora, non so chi nel mondo, perché considerati i milioni di visualizzazioni di From Scratch, non so chi è rimasto a non averlo ancora visto, ma vi facciamo vedere questa piccola clip, lo facciamo dando spazio. La giuria del Golden Globe se l'ha vista. Hai detto qualcosa? No. Qualcosa? Ah no, cioè forse c'era un'interferenza? No. No, non abbiamo sentito. Diamo spazio alla musica, alla radio, ci sono Carbrave ed Elodie, ma noi nel frattempo ci spostiamo su Facebook, dove potremo vedere le immagini insieme. Vediamo qui la clip. E tuo padre, dico, sì. Tuo padre di dov'è? Aliminusa, vicino Cerda. Hai capito, no? Sì, la conosco sì. Bene, sì. È mai venuto qui tuo padre in America? Qua? Sì, certo, quando è nato mio figlio. Ah, c'è un piccirino? Sì. Ah, un piccirino? Sì. Chissà come sarà contento tuo padre e tua madre con un nipotetto così, un cuore squagliato, vero? Sì. Come si chiama? Matteo. Un nipotetto, Sì. Sono molto fieri, molto contenti. È piccolino poi, Quanto è nato? Quasi 2 anni e basta, è piccolino. Ah, e dorme? Sì, dorme. E mangia pure? Aspetta. Vedi? Beh, quanto è intensa questo frammento di From Scratch. Qua sì. Molto fieri. Stavate vedendo le immagini? Se volete possiamo provare anche l'esperimento, ragazzi. Se volete possiamo fare una cosa, chiudiamo un attimo e vi richiamiamo. No, ora ci vedete per caso? No. Molto male. No, è da Facebook che vedono. Ah, ok, niente. Va bene, abbiamo dai. fatto tutti gli Hanno altri il monitorino collegamenti. di Facebook. Basta che togliate l'audio. Ora stanno di nuovo, non si vede. Oh no, dai. Togliete l'audio però da dove ci Togliete state l'audio ascoltando. dal telefonino, esatto. Ecco, brava Marni. Meravigliosa Marni. Hanno buttato giù di tutto, non so di voi sia. No, raccontiamo questo fenomeno. Pensa che cosa stanno vedendo quelli Sì, no. che guardano. Sì, esattamente. Ma dove se n'è andato Paride? Eugenio. Paride, dove sei andato? No. Qui sono successe cose gravi. Ragazzi, qui siamo proprio... Lucia. Il caffè, ha spaccato tutta la Charlie Chaplin. Ma da Catania a Balestrate è un volo di farfalla per te? Che ci vuole? 2 ore sono. Esatto. 2 ore qualcosa. Sì, infatti, più facile arrivare da Roma. Io vengo ogni tanto. Più facile arrivare da Roma, si mette meno tempo con tutta l'attesa dell'aereo in realtà con le nostre strade. Assolutamente sì, molto più facile. Quello sì. Arriva prima io, partiamo qui già da 2 ore io devo arrivare. È vero. Torniamo, facciamo un attimo lo switch così continuiamo a parlare. Paride è disperato per il caffè che è caduto probabilmente.
no, è caduto il caffè. Torniamo al nostro bellissimo, meraviglioso collegamento con Paride Benassai, Eugenio Mastrandrea e Lucia Sardo, che passerete insieme il Capodanno, ragazzi. Sì. Appena finiamo il collegamento andiamo a ordinare il pranzo di Capodanno. Ma non dovevamo raccogliere la verdura? No, quello oggi. Ma come funziona? Avete tipo appeso al muro un elenco delle cose da fare, ognuno ha il suo compito? Come la gestite questa comune delle feste? Generale. Allora, il capo condominio sono io, conosco dove sono messe le scope, le zappe, i rastrelli, i secchi, confermo, le concime, eccetera. Quindi io faccio il capo condominio. Vado a leggere anche i contatori dell'acqua, della luce, tutti quanti. Tutto. E loro ogni mattina, siccome è una forma di cooperazione diciamo naturale, non pagano vitto e alloggio, loro, però devono lavorare, giusto? Tutti dobbiamo lavorare, ognuno fa, come diceva qualcuno più autorevole di me, se ognuno fa qualcosa allora possiamo fare molto. E quindi siccome siamo assai, perché ora stanno arrivando gli altri componenti della famiglia Ortolano, Roberta Arrigano, Jonathan King, che lui è stato direttamente da Los Angeles, anche Lorenzo, insomma un bel po' di persone. Sono appena sposi, si sono sposati in estate, Paride. Roberta e... Sì. Sì. Quindi a casa tua stai riunendo la famiglia? Sì, ma il patriarca riunisce la famiglia. È bellissimo stare assieme, anche perché stiamo in una dimensione che tu conosci, anche Eliana conosce, quindi è una dimensione bucolica, però poi con queste giornate meravigliose che ci sono. Oggi pensiamo addirittura di bagno, perché ci sono in questo momento 22-23 gradi, quindi ce la facciamo. Diciamo la cosa gli dei sono però avete previsto un collegamento con Zoe Saldana quando sarete tutti insieme? Ma Zoe ce l'aveva promesso che però poi allora quando girammo in Sicilia non fu possibile perché la produzione ci vietava, diciamo, gli assembramenti, perché ancora c'era tutta sta storia del Covid e quindi anche se noi a Umma ci vedevamo poi fra di noi, andavamo a mangiare assieme fuori, però insomma facevamo la parte. Praticamente sul set passavano i famosi pizzini, perché non potevamo vederci, e allora ci scrivevamo domani a pranzo dalla regista. Poi una volta siamo stati scoperti, dice non si può fare più, e se ci scopriva qualcuno dalla produzione mangiavamo il pizzino. Ma non erano in siciliano i pizzini, Lucia? Non erano in siciliano i pizzini? No, si chiamavano proprio, in America si chiamano proprio pizzin. Fantastico. In inglese, sì. The pizzin. The pizzin is on the table, è una delle frasi che si è riportata su tutti i manuali di inglese e quindi la conosciamo perfettamente questa frase. Stavo riflettendo su quanto... L'America è stata fatta dagli italiani, quindi hanno esportato anche questo termine probabilmente, certo. Però si chiamava the pizzin. Paride, la cosa assurda di tutto questo, no? Dicono qui il capofamiglia che sta il patriarca che organizza tutto questo e che tiene tutti uniti. La cosa assurda è che poi se pensiamo al tuo personaggio in From Scratch, tu sei proprio colui dal quale invece parte la divisione, quindi non c'è nulla di più lontano rispetto alla tua... L'opposto, completamente l'opposto. Sono, diciamo, nella fizione sono il personaggio più detestato, perché posso dire che ho incontrato gente che mi ha detto ma perché non sei andata al matrimonio? Ti sei convinta? Ma perché non sei andata al matrimonio? Io diceva a dire perché non avevo l'abito giusto, no? Che meraviglia che sei. Senti Eugenio, ma siete andati ad Alinusa? Il 30? Il 30. Devono andare. C'è il 27, Scinardo. C'è fra 3 giorni. Che c'è? No. Giorno 29 arriva anche la nostra Sydney, quella che è stata la nostra salvezza per l'angelo custode americano, perché era la nostra interprete sul set, insomma
i rapporti, a parte Eugenio che parla l'inglese benissimo, ma quando Eugenio non c'era, c'eravamo io e Lucia su c'era Sidney, eravamo consumati. E con Sidney abbiamo stato un rapporto talmente bello che quando c'è stata questa occasione di andare ad Aliminusa, dove verremo accolti in consiglio, forse avevamo pure la banda che ci accoglie, una cosa proprio bella, tipica dei siciliani, no? Abbiamo detto che è caduta la linea, non ho capito. No, ti sentiamo perfettamente, sì. Ok. E allora abbiamo chiamato Sidney e abbiamo detto guarda che sta accadendo questo, mettiti in aereo e vieni. Allora lei ha risposto: ma io non c'entro niente, nella famiglia, siccome non c'entri niente, tu ormai fai parte della famiglia, metti che là c'è qualcuno che fa domande in inglese, noi che ci diciamo. Si sa, perché in consiglio comunale degli Minusa hanno questa abitudine di parlare in inglese. Fanno le interrogazioni comunali in inglese, Paride. In inglese, tu sai, siamo sottotitolati, poi insomma per dire che al di là, insomma, per raccontare, diciamo, fatti veri, si è creato un rapporto talmente ricco di sentimento, di affetto. Sidney è già venuta 2 volte a trovarci. Sidney è già venuta dall'America, già 2 volte, così come altri, insomma. Poi in fondo queste sono le bellezze del nostro lavoro, perché non è facile, diciamolo pure, che in molti set ognuno si sta per i fatti propri, chi se la tira di qua, chi se la tira di là, eccetera, eccetera. Invece in questo caso, non lo so per quale magia, chi mia, insomma, si è creato, ma insomma, siamo cristiani buoni, va, noi siamo cristiani buoni, allora... quindi siamo riusciti a, e infatti anche nel set americano, con i nostri colleghi americani, cioè, abbiamo suscitato abbastanza simpatia e affetto, tant'è che siamo sempre in contatto, poi ci sentiamo, gli auguri di Natale. Una delle produttrici, nonché sceneggiatrici, che è la sorella di Tembi Locke, c'è Attica, adesso per Natale ha fatto un suo post in cui ringraziava tutti gli attori italiani che avevano preso parte, sia diciamo quelli che erano stati come noi in America a girare, sia gli attori italiani invece che avevano girato soltanto o a Firenze o in Sicilia. Certo. Bello, molto bello. Allora vi voglio chiedere cosa vi aspettate dal 2023, ma ho la pubblicità che non ci aspetta, quindi vi chiedo di rimanere lì qualche istante e poi torniamo subito da voi. Rimanete con noi qui su Radio In. La voce della tua città. Ve l'avevamo detto che saremmo tornati subito e siamo qui. Siamo in onda. Eccoci. Buongiorno. Paride. Ma noi abbiamo chiacchierato nel frattempo su Facebook, quindi ci hai sentito? No, perché c'era la pubblicità, quindi non vi abbiamo sentiti. Erano cose segrete? Segretissime. Si parlava di voi, quindi di no. Di te di più. Non lo so, vabbè. Allora, qual era la domanda? No, la domanda era cosa ti aspetti dal 2023, che è una domanda da fare a chi, come voi, nel 2022 ha vissuto una cosa pazzesca come quella di From Scratch, è difficile. Il vero capo è Eugenio. Allora io... Perché, guarda, è verità. In America dicevo sempre, Eugenio, ricordati che tu sei il generale e noi siamo o gli ufficiali nella migliore delle ipotesi o i soldati. Quindi tu tieni alta la nostra bandiera italiana in questa cosa che ha fatto egregiamente. Allora risponde il nostro generale. Allora io mi sento onorato di questo, non so se risponderò ai gusti, insomma alle cose di tutte, però penso di sì, perché ormai un po' li conosco. E allora io auguro a noi tre in questo 2023 di venire sommersi a pioggia, anzi a cascata del Niagara, da una valanga di teatro bellissimo e straordinariamente applaudito e di successo. Smart, eccetera, l'ultimo posto dove le persone veramente si parlano senza filtri e senza schermi di mezzo è il teatro.
E quindi io spero che possiamo fare tantissimo teatro. Non è male. Bravo Picciolino. Ma che bell'augurio, Lucia, che dai. bello. Lucia, vuoi aggiungere qualcosa a questo augurio? No, tu dicevi cosa ci aspettiamo nel 2023. Allora, io solitamente mi sono abituata a non aspettarmi niente, perché le grandi delusioni vengono proprio dalle aspettative. Verissimo. Non mi aspetto mai niente, per cui qualunque cosa arriva per me è sempre un dono. Qualcuno mi ha detto: si è realizzato il tuo sogno, sei andata a Hollywood. Dico, ma io non l'ho mai sognato. Mai pensato di sognare una cosa del genere. Quindi qualunque cosa entra porta gioia e aggiunge qualcosa alla torta, perché la torta, diciamo che deve essere la nostra vita. Poi si arrivano i lavori, si arrivano... Una volta Grotowski disse a un suo allievo: che cos'è per te il teatro? E disse: tutta la mia vita. E Grotowski rispose: è così piccola la tua vita? Allora, vi dico la verità. A dare aulicità a questa frase ho detto che era Grotowski, in realtà ero io. Non potevamo trovare modo migliore per chiudere questo appuntamento, questa ultima puntata dell'anno di Open Day Cinema. Abbiamo compiuto... ora dobbiamo andare a Paride. Dobbiamo andare da Paride a chiedergli Dulcis in fundo. cosa si aspetta dal 2023, qual è il suo augurio, il suo desiderio. Vai Paride. Io condivido in pieno tutto l'hanno detto i miei straordinari amici. A questo mi aspetto dal 2023 una cosa molto semplice: le forbici elettriche per la potatura che ho ordinato su Amazon, che mi hanno detto che me le mandano entro gennaio. Allora, siccome le ho pagate, non vorrei aspettare molto a lungo, perché ho la necessità di potare qua gli alberi. No, perché la forbice elettrica ti fa risparmiare tutta la fatica della mano che deve stringere. E soprattutto non è Paride, soprattutto hai ordinato le forbici che non tagliano le dita, quelle che sono state sperimentate proprio per non tagliare le dita. Che vuol dire? Quando toccano la carne si bloccano. Sono delle forbici intelligenti, lo sapevi? Sì. Hai preso queste? No. Sì, esistono. Sì. Ci sono pure i coltelli da cucina così? No, dei coltelli no, però delle forbici da potare. A me qua manca un pezzo di mano, se i coltelli da cucina li facessero pure così. Paride, sono diventato anch'io un esperto di queste cose. Bravo. Allora, siccome si parte sempre dalle piccole cose per arrivare ai grandi, questa forbice qui di potatura è anche una metafora per dire che auguro a me e a tutte le persone che amo di tagliare tutti i rami secchi che non servono nella nostra vita e di far invece sbocciare tutte le nuove gemme e tutta la nuova vita che va avanti, perché come gli alberi, come la natura, c'è la necessità di tagliare i rami, tutto ciò che non serve, che non è utile, che è in più. Avevamo i casi chini di nieghe, avevamo la mano chini di nieghe. Ma siamo circondati anche da nebbie. Siamo circondati tutti quanti da nieghe. A quel punto io auguro a me e a tutte le persone che amo di fare una bella potatura nel 2023, perché questo è il periodo, quindi iniziando a potare nella stagione invernale tutto sboccerà in primavera. Meraviglia, questa metafora la facciamo nostra. No, meglio di così non si può fare. Noi possiamo soltanto dirti grazie Paride, grazie Lucia, grazie Eugenio per essere stati con noi e vi auguriamo tutto ciò che c'è veramente nel vostro cuore per il vostro futuro. Grazie a voi. Ciao Lucia, ciao Eugenio. Ciao ragazzi. Ciao Paride. Cogliere veramente esatto, fantastico, ma che cosa meravigliosa, godetevelo. Ciao a tutti, ciao Marni, un abbraccio grandissimo, ciao, e ci salutiamo Scinardo, ci rivediamo con Open Day Cinema nel 2023.